Clamorosa decisione a Jesolo, i vertici dell'associazione albergatori rassegnano le dimissioni, la decisione dopo l'approvazione di una delibera comunale che aumenta la tassa di soggiorno. Drammatico incidente stradale questa mattina a Fratta di Oderzo, 2 auto si scontrano frontalmente, un anziano di 63 anni muore sul colpo, grave un ventenne. Rinnovata a Venezia l'operazione Onda Zero per le festività natalizie, per Capodanno, sorvegliato speciale il traffico acqueo, controlli interforze e telelaser a garantire la sicurezza. Operazione Natale Sicuro della Guardia di Finanza di Padova, le fiamme gialle sequestrano 110.000 luci natalizie non a norma per un valore che supera il €1.000.000. Tasso di interesse al 28%, il dramma di un imprenditore veneziano finito sul lastrico per colpa della banca. Lo Stato dice deve risarcirmi. Tradizionale appuntamento per gli auguri del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, bilancio dell'anno che sta per chiudersi e gli obiettivi per il 2018. Giornata di divertimento e festa per i bambini ricoverati in pediatria a Padova, gli uomini della questura hanno fatto visita ai piccoli pazienti che per qualche ora si sono trasformati anche loro in poliziotti. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. Dunque l'avete sentito anche dai titoli, clamorosa decisione a Jesolo. I vertici dell'associazione albergatori jesolana ha rassegnato le dimissioni. La decisione è stata presa dopo l'approvazione da parte dell'amministrazione comunale di approvare una delibera che di fatto aumenta la tassa di soggiorno. Abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente dell'AIA Alessandro Rizzante. Sentiamo che cosa ci ha detto. Siamo contro questo aumento che è secondo me fuorviante dal punto di vista turistico per una serie di motivi. Prima di tutto non è equo perché sono gli alberghi che pagano l'80% dell'imposta di soggiorno quando rappresentano il 50%, 56%, 60% della ricettività di Jesolo, e quindi ci sembra non equo, diciamo, la distribuzione. E per secondo modo, per dare un segnale alla nostra assemblea che non siamo stati ascoltati e in qualche maniera veniamo delegittimati nella rappresentanza della categoria. Che cosa farete quindi ora? Rimetteremo il mandato in mano all'assemblea, poi l'assemblea deciderà se accettare o no le nostre dimissioni. Questa sera nel corso dei nostri telegiornali tutti i dettagli di quanto sta accadendo a Jesolo. Ed ora andiamo avanti con la cronaca. È un drammatico incidente accaduto questa mattina nel Trevigiano ad Oderzo. Un anziano di 73 anni ha perso la vita. Uno schianto questa mattina pochi minuti prima delle 8 lungo via Postumia, Fratta di Oderzo. Ancora da chiarire che cosa sia successo a 2 passi dal distributore di benzina. Quello che è certo è che le 2 auto coinvolte nell'incidente si sono scontrate frontalmente. Un impatto violentissimo. Un anziano di 73 anni al volante di una delle 2 vetture è morto sul colpo. Ferito e trasportato in ospedale il ventenne che si trovava a bordo del secondo mezzo. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco di Motta che hanno liberato i 2 uomini dalle lamiere e i sanitari del SUEM che hanno soccorso il giovane, mentre per il 63enne non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Si rinnova anche quest'anno l'operazione Onda Zero per garantire delle festività natalizie e di Capodanno tranquille all'insegna della sicurezza a Venezia. Ci racconta tutto in collegamento Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Buongiorno da Venezia, una Venezia sorvegliata speciale per le imminenti festività. Torna l'operazione Onda Zero già vista nel periodo estivo che il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblico riunito ieri in prefettura riattivato per affrontare il pienone previsto nei prossimi giorni e soprattutto a Capodanno. Saranno perciò disposti controlli interforze nei punti cruciali della viabilità acque, gli accertamenti non prevedono limiti di tolleranza. Chi sarà colto in errore sarà chiamato a rispondere delle proprie responsabilità. Ieri è stata pure ufficializzata la proroga dell'attività dell'esercito, denominata Strade Sicure, che proseguirà fino a tutto il 2019. Infine dalla sede del municipio di Venezia è stata diffusa l'ordinanza antibotti che vieta l'esplosione di petardi in tutto il territorio veneziano per la durata delle festività. È tutto, a voi. Grazie, buon lavoro a Tiziana Bolognani. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Padova di luci natalizie non a norma. L'operazione ribattezzata Natale Sicuro.
La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato luminarie natalizie non a norma per un valore superiore al €1.000.000. Individuate una serie di attività commerciali che vendevano luminarie considerate pericolose per la sicurezza e la salute. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito la filiera di distribuzione sino ad un importatore di nazionalità cinese attivo da anni sul padovano con clienti in tutto il nord-est. Complessivamente sono state sequestrate oltre 110.000 catene luminose dal valore di oltre €1.000.000. Scoperto per 7 volte in 3 anni a rubare biciclette, torna in cella un ladro seriale. Un record infelice che lo ha portato in carcere. Sorpreso per l'ennesima volta a rubare biciclette, un 36enne ladro seriale è stato arrestato. Negli ultimi 3 anni l'uomo è stato pizzicato 7 volte mentre tentava di rubare biciclette in giro per la città. L'ultimo episodio è avvenuto giovedì all'ospedale. Il 36enne, irregolare e senza fissa dimora, stava armeggiando con un tronchese vicino ad una rastrelliera. I passanti hanno allertato la polizia e gli agenti sono riusciti a fermarlo prima che rubasse l'ennesima bicicletta. Ancora cronaca, travolto da un tir mentre cerca di attraversare la strada in sella alla sua bicicletta. Vivo per miracolo un 75enne. Investito da un tir, un anziano di 75 anni si è salvato per miracolo. L'incidente è avvenuto a Resepio X, tra via Castellana e via Kennedy. L'uomo, residente a Vallà, era in sella alla sua bicicletta quando ha iniziato ad attraversare la strada all'altezza di uno stop, a pochi centimetri dal mezzo pesante. Il tir è ripartito travolgendo il ciclista. L'anziano è rimasto incastrato sotto l'auto articolato. Soccorso immediatamente è stato ricoverato all'ospedale di Castelfranco con la frattura di una gamba. Sconvolto l'autista del camion, che ha detto che era impossibile vedere il 75enne. Quando il camionista è ripartito ha sentito il colpo e si è fermato immediatamente. Un incidente che poteva avere conseguenze ben più tragiche. Hanno avuto molte difficoltà anche i soccorritori per riuscire a liberare l'uomo incastrato sotto il mezzo. Voltiamo pagina, parliamo delle popolari venete, va verso l'approvazione il fondo di solidarietà per le vittime del crack delle banche. Soddisfatte le associazioni che tutelano i risparmiatori, è un primo importante passo perché, dicono, venga fatta giustizia. È una grande vittoria, adesso speriamo che la legge di bilancio nella quale è contenuto il fondo vada via con la massima velocità. E il 2018 speriamo di riuscire a concretizzare questo nostro impegno. Ci sono concrete possibilità di vedersi ristorato il danno subito. Ricordiamo che è rivolto agli azionisti. È rivolto agli azionisti, questa è la prima volta che succede al mondo dove appunto c'è un fondo a disposizione degli azionisti. È soddisfatto Loris Mazzon, tra i padri del Fondo di solidarietà per le vittime del crack delle banche venete. Il percorso verso l'approvazione procede in Parlamento con un ampio consenso. Per le associazioni a tutela dei risparmiatori è una prima grande vittoria. Il prossimo passo riguarda ora la cifra che avrà in dotazione il fondo. Al momento si tratta di 100 milioni di euro. Certamente bisogna pensare ad uno sviluppo per il futuro, perché 100 milioni di euro di sicuro non ristoreranno la platea di 210.000 soggetti che sono rimasti defraudati da queste vicende. Di che cifra stiamo parlando? Ma la Regione Veneto nella commissione d'inchiesta aveva stimato una cifra complessiva di 19,7 miliardi di euro. Il problema ce lo si è posto da subito. Il fondo potrà contare su una forma di alimentazione continua. Questo fondo viene alimentato dalla legge 266 del 2005 che riguarda i conti dormienti. Sono i soldi che qualcuno lascia in banca e che praticamente per caso di morte o perché si dimentica restano là praticamente dormienti. Dopo 10 anni questi conti vanno in questo fondo, in questo conto del Tesoro, e il nostro fondo andrà a alimentarsi con questi soldi. Ed ora il racconto drammatico di Giancarlo Brusone, ex venditore di auto veneziano, finito sul lastrico per colpa della banca. Lo Stato ora dice mi deve risarcire. Quello che io vorrò, non soltanto discorso economico, discorso morale, rovinati io, la mia famiglia. È il racconto di un dramma di un imprenditore e della sua famiglia finiti sul lastrico dopo una vita di lavoro e sacrifici. Era un ottimo venditore d'auto, Giancarlo Bruson, mestrino, una moglie, 2 figli e 2 bellissimi nipoti, precisa con una punta di orgoglio. Giancarlo Bruson svolgeva la sua attività fiorente nella riviera del Brenta. La sua denuncia è chiara: la banca mi ha rovinato. Come? Applicandomi il tasso del 28% nel conto corrente che avevo,
movimentando circa, parliamo ancora in lire, e fai conto che in questa banca 800-900 milioni all'anno. I conti sono rapidi, quel folle tasso di interesse si è mangiato 2 miliardi delle vecchie lire. Poi è venuta un po' di crisi, ero andato a chiedere se potevano darmi, siccome mi stava scadendo la rata del mutuo, ero andato a chiedere se mi potevano dare una mano, avevo 220 milioni di auto lì ferme, però no, ho dovuto svenderle e ne ho recuperati 75-80. Inutile dire che ai responsabili di quell'istituto di credito molto veneto, precisa il signor Bruson, non è accaduto alcunché, a nulla sono valse le sue denunce presentate alle autorità competenti. Mi tiene in piedi la speranza di un risarcimento che chiedo allo Stato, dice Bruson, che oggi gestisce un parcheggio a Campalto. Sto lavorando, mi sto dando da fare, lavoro anche 20 ore al giorno attualmente, però adesso adesso lo Stato dovrà intervenire in qualche maniera. Torniamo alla cronaca, incendio in un silos ieri nel pomeriggio, in un silos abbattitore di fumi in un'azienda di Montorso nel Vicentino, nessuna persona è fortunatamente rimasta ferita. Le squadre di Arzignano e Vicenza, accorse con 3 automezzi tra cui l'autoscala, dopo il primo intervento della squadra interna hanno iniziato il lavoro di raffreddamento dell'impianto a torre alto oltre 15 metri fino a poter accedere ai boccaporti e spegnere le fiamme. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. L'impianto al momento dell'incendio non era in funzione, era stato bloccato dopo la fine del ciclo di lavorazione. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate 4 ore dopo. Grave incidente stamane, rimaniamo nel Vicentino, all'alba in Viale della Pace, grave un 61enne. Vicenza, terribile incidente questa mattina all'alba, 2 auto per cause ancora in corso di accertamento, forse a causa del manto stradale ghiacciato, si sono schiantate frontalmente sul cavalcavia di Viale della Pace. L'impatto è stato violentissimo, distrutta completamente la piccola utilitaria, una Smart, all'interno un 61enne è rimasto incastrato tra le lamiere ed è in coma. Dopo averlo liberato l'uomo è stato affidato ai sanitari del SUEM che l'hanno intubato e trasferito alla rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza in prognosi riservata per i traumi subiti. Ferito anche l'altro automobilista, anche lui trasportato al nosocomio cittadino con un codice di media gravità. Sul luogo, per i rilievi di rito dell'incidente, la polizia locale. Ministro Minniti ieri nel Veneziano ha parlato dei flussi migratori e di integrazione, ha detto serve un'accoglienza diffusa. Nel momento in cui noi accogliamo, dobbiamo sapere che quelli che accogliamo sono per numero e per gestione delle politiche di integrazione capaci di essere integrati. Da qui l'esigenza di governare i flussi. E comprendete che su questo si gioca una partita cruciale sul terreno della prospettiva delle nostre società. Il paese che più intelligentemente e meglio integra è un paese che ha seminato bene per il suo futuro. Governare i flussi in partenza, governare i processi in Africa, avere un'accoglienza diffusa, noi avremmo in campo un modello di gestione dei flussi migratori che non ha nessun riferimento in nessun'altra parte d'Europa e del mondo. Il ministro Minniti, intervenuto a Mestre durante un incontro su legalità e sicurezza organizzato dal PD, ha affrontato lo scottante tema dell'immigrazione, evidenziando come se ogni sindaco facesse la sua parte non sarebbero necessari i centri di accoglienza. Ma alla domanda che in molti si pongono, Cona chiuderà, Minniti non risponde. Il titolare del Viminale ha poi sottolineato che nella legge di bilancio è stata introdotta la copertura totale del turnover delle forze dell'ordine, ma non basta. Il decreto sta funzionando per gli enti di dimensioni maggiori, ha affermato il sindaco di Mirano Pavanello. Siamo sotto del 50%, continua. Noi chiediamo si trovi il modo di rimpinguare il corpo. Fiduciosa la segretaria metropolitana Scattolin. Le regole vanno rispettate, punto, perché le regole sono la base del nostro stare insieme e del nostro vivere bene. Non nego che ci sono dei problemi di microcriminalità e in effetti anche la presenza del Ministro qui è per dire noi ci siamo, li prendiamo di petto e li vogliamo risolvere. È stato un anno con eccellenti risultati a partire dall'autonomia. Il presidente della regione Zaia e la giunta hanno incontrato la stampa per i tradizionali auguri di fine anno tracciando un bilancio del 2017.
stato un anno eccezionale sotto il profilo dei risultati. Pensate solo che abbiamo chiuso la partita dell'autonomia, che sembrava impensabile celebrare un referendum. Abbiamo chiuso la partita della Pedemontana, abbiamo affrontato di petto e con piglio la partita dei FAS, siamo sul pezzo con l'ospedale di Padova, addirittura con questo regalo ai veneti prima di Natale e molto altro ancora. Mi piace ad esempio ricordare che abbiamo venduto 16 milioni e mezzo di immobili, quindi per un controvalore di 16 milioni e mezzo. Un anno intenso il 2017 per il Veneto, con numerosi risultati sintetizzati dal governatore nel tradizionale appuntamento di fine anno a Palazzo Balbi. Zaia ha esordito ricordando i giovani veneti che non ci sono più, la coppia morta nell'incendio a Londra e il ragazzo ucciso nell'attentato di Barcellona. L'autonomia, altro grande obiettivo, ma soprattutto un 2018 di ripresa. Auguro tanta salute, auguro che si trascorra questo Natale in serenità con i familiari, con i propri cari, con le persone che si amano e auguro uno strepitoso 2018. Speriamo sia l'anno che definitivamente ci fa uscire dalla crisi. Zaia ha concluso il suo discorso lasciando spazio alle simpatiche note musicali suonate da giovani ragazzi. Molto spesso non si parla di questi ragazzi, no? Si vuole dare uno spaccato dei nostri ragazzi che è diverso. Io ho voluto dare a loro questa vetrina. Date a voi adesso modo di far comunicare e di presentarli al Veneto intero. Ci fermiamo adesso per pochi minuti di pubblicità, restate con noi. Siamo tornati in studio con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3 per vedere la giornata speciale di festa per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova. I piccoli pazienti hanno ricevuto una visita speciale, quella dei poliziotti della questura di Padova. Sono saliti in sella alle moto volanti e hanno comunicato con la centrale operativa attraverso la radio in testa e i berretti della polizia. Pomeriggio di festa per i piccoli pazienti della pediatria di Padova che hanno ricevuto la visita dei poliziotti delle volanti della questura. L'incontro è stato organizzato con l'associazione di volontariato Gioco e Benessere in Pediatria Onlus. Ai bambini sono stati distribuiti numerosi gadget come zainetti, cappellini, portachiavi, fasce, oltre ad un piccolo contributo donato volontariamente alla Onlus dagli appartenenti alla questura. Parliamo ora del Vicenza Calcio. Continuano le vicissitudini della società berica tra traversie societarie, messa in mora ed ora la chiusura del centro tecnico, delusione naturalmente tra i tifosi. Continuano a cadere tegole su tegole sulla testa della società biancorossa dopo l'annunciato avvio da parte dei giocatori della messa in mora della società per il mancato pagamento di 2 mensilità. È una tutela per noi calciatori che a questo punto è il minimo. Ora arriva anche l'out-out all'uso dei campi di allenamento del centro tecnico di Isola Vicentina. Perentoria la missiva inviata dall'avvocato della River che gestisce il centro Morosini. La società intende ottenere l'immediato rilascio dei campi da gioco del centro Morosini, attualmente utilizzati, si specifica, senza alcun titolo. Ma non basta. Nella lettera si aggiunge, tagliando ogni possibilità di dialogo, che non vi è la disponibilità ad intavolare alcun tipo di trattativa con l'attuale proprietà. Finiremo come il Parma. Una scelta, sebbene rimanga la vicinanza alla squadra, obbligata a causa, si legge, dell'inattendibilità dei comportamenti tenuti dall'amministratore unico del Vicenza Calcio e dell'impossibilità di affidare la gestione di un asset economicamente rilevante a soggetti, enti o società privi di reale credibilità e che hanno impedito di accertare la loro consistenza patrimoniale. Insomma, porte chiuse al centro Morosini, delusi i tifosi. È una squadra che meriterebbe una storia diversa. Mi dispiacerebbe che il Vicenza, l'Ane Rossi per i vecchi, sparisca. Un marchio, una tradizione completamente persa. Grazie. Fa male, macello. Cercasi benefattori, volontari, sottoscrittori. Vi ricordiamo la nostra rubrica dedicata ai presepi che avete realizzato nelle vostre abitazioni, nei vostri negozi.
Mandateci le immagini delle vostre attività, i numeri che vedete in sovraimpressione. Se usate lo smartphone ricordatevi di utilizzarlo per fare le immagini in posizione orizzontale. Nel caso non possiate fare voi le riprese, scrivete o lasciate un messaggio alla segreteria telefonica con il vostro nome, indirizzo, numero di telefono e con le caratteristiche del vostro presepe e noi vi contatteremo. È tutto per questa edizione, vi ricordo gli appuntamenti con i telegiornali serali a partire dalle 18:30, è tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Alta pressione sull'Italia e dunque bel tempo asciutto sulle nostre regioni e anche ampiamente soleggiato, tuttavia con qualche nebbia sulle pianure. Vediamo il dettaglio del 23 dicembre. Sul Veneto foschie o nubi basse, sulle pianure specie al mattino del Padovano e del Rodigino, ma in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento sul resto della regione con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, innocui addensamenti sul Bellunese. Temperature massime comprese tra i 7 e i 9 gradi, minime tra -2 e 1 grado. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità rispetto ai giorni scorsi, ancora tempo asciutto, sarà una giornata caratterizzata dal sole ovunque, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo velato su tutti i settori. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, minime tra -1 e 3 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Tempo asciutto e stabile grazie alla presenza dell'alta pressione che regalerà alla nostra regione un ampio soleggiamento. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso e con locali addensamenti solamente sui settori di confine. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, minime sotto zero. Il mare sarà calmo sulle coste, poco mosso al largo, i venti deboli da nord-ovest. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.